Questa trasmissione è offerta da Ristorante La Taverna. Benvenuti telespettatori di Telefriuli, benvenuti qui al Punto. Ospite gradito questa volta è il sindaco di Colloredo di Monte Albano, Luca Ovan. Benvenuto. Buongiorno a sindaco. tutti, grazie a lei per l'invito. Perfetto. Allora, caro sindaco, le aree vaste come vanno a finire qua? Perché una volta il tema era all'ordine del giorno, le nuove province, lo stesso Presidente Federica, anche l'assessore Roberti avevano lanciato questo progetto, ma poi il dibattito è un po' sopito, no? Ne parlate fra voi sindaci oppure... Noi abbiamo una grossa fortuna perché prima era un consorzio di 15 comuni volontari che è la comunità collinare, adesso è passato ente. Questo problema da parte nostra non esiste molto perché stiamo già lavorando come ente, stiamo già lavorando in maniera positiva. Perché questo? Perché a differenza di altre realtà che devono costituire e non avevano ancora il rapporto fra i sindaci, noi abbiamo già trovato molto bene questa realtà. Noi ci stiamo già incontrando, stiamo già lavorando, abbiamo già gli uffici competenti anche messi assieme e anche le gare per il personale e tutto viene fatto dalla comunità collinare che adesso è passato ente. Sì, quindi avete già consolidato dei rapporti, le convenzioni, eccetera, Sì, no? sì, già da prima come consorzio volontario, è trasformato in ente che si può dire una seconda anche provincia. La comunità collinare, avete fatto una specie come Ausoppo così o siete dentro anche voi? Noi siamo dentro. Ecco, mi pare che va molto bene, come dire, è un esempio, un unicum, no? Mi pare, anche in Italia perché è stato fra le prime, no? Sì, e anche funziona bene con varie difficoltà come nei vari comuni, altre realtà per il personale, ma questo piano piano bisognerà affrontarlo. Ecco, il problema del personale, perché molti sindaci, colleghi suoi, dicono che le piante organiche piangono un po' perché molti adesso andranno in quiescenza e quindi lasceranno libere un po' di... Ecco, magari se la Regione potesse mutuare il progetto Brunetta, no? L'idea del ministro Brunetta che dice di assumere nuove leve, no? Attraverso una specie di criterio di chiamata per titoli, eccetera, per far sì che questi concorsi siano più veloci. Infatti il problema è sempre questo, qui si parla sempre, e sempre da anni e anni di togliere la burocrazia, non c'è più burocrazia, stiamo togliendo burocrazia, invece la burocrazia è sempre di più. Perché faccio l'esempio del comune di Colloredo Monte Albano, 6,5 dipendenti in mezzo perché è a part-time, mi sono andati in pensione 2, adesso ne ho 4 si può dire, e il concorso è già partito da 2 o 3 mesi tramite la comunità collinare, ma fino alla fine dell'anno, all'inizio del prossimo anno, non avremo nessun dipendente a lavorare. Ma qual è stato sbaglio ancora peggiore secondo me, anche se la Regione piange che non ha nemmeno loro dipendenti? Quando sono state chiuse le province, unico caso solo in Friuli, Venezia Giulia, tutti questi dipendenti, secondo la mia opinione e di tanti altri sindaci, dalla provincia dovevano essere passati ai comuni per portare ninfa, per portare risorse alla comunità e soprattutto ai cittadini. Perché? Perché i cittadini si lamentano, come hanno la ragione, perché non c'è gente, non c'è servizio, non c'è disponibilità, perché una persona fa per una persona. Ecco, poi c'è il problema anche delle piante organiche che riguarda un po' anche i servizi, no? I servizi che, mancando la gente, gli amministratori devono in qualche modo supplire. E mi dicono che il sindaco di Colloredo e Monte Albano più di qualche volta viene in aiuto ai dipendenti. Bon, più che ai dipendenti posso dare una mano ai cittadini perché a me proprio fa piacere fare il sindaco della gente, con la gente, faccio anche l'operaio 8 ore e mi vanto di questo. Soprattutto do una mano a quello che sono possibile e sono le mie capacità a dare un servizio sempre di più ai cittadini, nel senso ad aiutarli a portare, sembra una stupidaggine ma molto importante, i sacchetti della spazzatura, a valutare anche certe realtà, a fare certe domande, come che mi sembra giusto perché noi siamo in servizio della gente e dobbiamo stare con la gente e non chiusi in ufficio. Ecco, quindi allora la Regione ha visto bene a dare un'indennità maggiore ai sindaci
ha fatto quello che ha potuto, perché i bilanci insomma, non è che permettano grosse cose, però c'è stata un'inversione di tendenza, no? Come valuta Questa è da vedere, perché ancora non ho capito molto bene quanto sarà l'aumento, ma soprattutto mi ha, tra virgolette, dato un po' fastidio, perché quando fanno i grandi titoli sui giornali mettono sempre il lordo, per cui sembra che io prenda da 1.200 euro lordi, vado a prenderne 1.500, però alla fine i netti sono 800 euro che il sindaco di Colloredo prende col suo telefonino, con nessuno rimborso spesa, però questo a me non mi dispiace perché lo faccio proprio con passione. L'unico problema è che i bilanci piangono e sicuramente in molti casi, compreso quello di Colloredo, nel capitolo ordinario non ci saranno i soldi. È da capire se deve mettere i soldi dal bilancio comunale oppure se lo mette il bilancio della regione. Questo è il grande dilemma che tutti stiamo aspettando una risposta. Ecco, molti comuni hanno in piedi molti lavori, no? Lavori pubblici soprattutto, strade, marciapiedi, ma anche costruzioni, scuole, eccetera. Come siamo a Colloredo? Avete avuto anche qualche contributo? Oppure per il momento Colloredo stiamo lavorando in 2 settori e soprattutto nel terzo con l'avanzo, perché non vogliamo fare grandi opere o capitali in mezzo al deserto, facciamo dei piccoli interventi e mirati. Adesso abbiamo altri 100.000 euro sull'illuminazione pubblica, noi abbiamo 724 punti luce, ne abbiamo già sostituiti 350, abbiamo avuto un altro 100.000 euro dallo Stato e finito il mandato ancora fra 3 anni riusciremo a mettere tutta l'illuminazione pubblica a LED. Dopo abbiamo degli interventi che dovevano partire esattamente oggi o domani a più tardi di altri 150.000 euro di asfaltature nelle strade secondarie e in più abbiamo fatto delle varie domande che stiamo lavorando in questi giorni sia nei borghi minori e anche sul ripristino come si può dire, posti pubblici, esempio come mettere giochi per i bambini, per mettere tutte queste cose qua, fare una palestra all'aperto. Ludiche, no? Infrastrutture ludiche. Sì, abbiamo fatto delle varie domande alla Regione che se arrivano questi soldi con il 20% del Comune avremo degli interventi anche per i prossimi anni. Bene, alla Regione molti colleghi suoi hanno chiesto anche che rivedano un po' la normativa sui segretari comunali, perché ce ne sono talmente pochi, tutti a scavalco, che in qualche modo anche per loro c'è una difficoltà, ma proprio gli amministratori, quindi anche i servizi, in qualche modo sono un po'... certo. Soffrono, insomma. No, soffrono molto perché il segretario comunale è il centro, è l'anima del comune, perché lui tecnicamente porta avanti, vede le domande, fa le cose e vede anche il personale. Noi siamo più come sindaci o amministrazioni comunali, diamo le linee politiche, se vogliamo fare o una cosa o l'altra o dove vogliamo investire certi soldi, soprattutto con l'avanzo nei vari capitoli. Il segretario, ad esempio noi abbiamo uno a scavalco con 3 comuni e viene 6 ore a settimana a Colloredo di Montalbaldo. Molto poco, secondo me qui bisogna iniziare ad aprire, iniziare a fare concorsi, snellire, ma snellire a costo di poter anche assumere immediatamente nei posti vaganti. Se noi non riusciamo a fare questo snellimento, veramente i municipi verranno man mano chiusi. Ecco, c'è qualcuno che dice, ma perché certi comuni non vengono accorpati? Cioè i comuni piccoli fino a una certa entità di popolazione, adesso potrebbero essere 5.000, potrebbero essere 3.000, perché non sono accorpati? Secondo condivido, perché io una volta avevo buttato questa proposta con un comune limitrofe anche per iniziare, però la gente assolutamente non l'ha gradito assolutamente. Io credo che in qualche realtà magari con la capacità e la mentalità aperta della gente si può fare, ma queste decisioni qua prima o poi dovranno essere imposte dall'alto e io condivido che vengano imposte dall'alto perché
comuni minimo 5.000 abitanti, sotto è inutile che esistano. Sì, c'è una questione di servizi, di risorse, no? Che stiamo andando avanti in un periodo piuttosto difficile. Ecco, poi riprenderanno a Colloredo dopo questo periodo di pandemia, che c'è un momento anche di crisi adesso sui no pass e tutte queste robe qua, ma gli eventi ripartiranno, insomma, le attività sociali delle varie associazioni. Certo. Sono riprese comunque Si piano, può dire che è stato un anno molto difficile per queste associazioni, si sono riprese piano piano. La banda più centenaria di Mels ha ripreso le prove, stanno tornando di nuovo a suonare, hanno fatto dei piccoli concertini, gli impianti sportivi, sia quello di Caporiacco e anche di Colloredo, hanno tornato a fare gli allenamenti, stanno di nuovo iniziando a giocare. Altre associazioni si stanno muovendo piano piano e di quello che so che la Proloco di Colloredo e Montalbano probabilmente organizzerà i mercatini di nuovo, adesso vediamo le nuove regole, il nuovo Green Pass, tutte queste realtà qua, perché da venerdì valuteremo anche cosa succederà, chi ha fatto il Green Pass, chi resterà a casa, chi potrà tornare a lavorare, se cambiano qualcosa, ecco, perché proprio così rigidi fino a venerdì per me è giusto per cercare di portare la gente a vaccinare, ma dopo toccherà sicuramente fare un passo indietro perché non si può terminare e chiudere l'economia, soprattutto adesso che siamo in ripresa. Ecco, ma le associazioni, per esempio nel suo comune, hanno ripreso le attività, ma sono in difficoltà magari con... Sono in difficoltà perché... risorse ce ne sono poche. Risorse insomma, no? ce ne sono poche, però sono in difficoltà anche perché la gente, molte persone, ha paura di uscire, ha paura di fare contatto. Io sono vaccinato e anche vi dico andate a vaccinarvi per il bene di tutti noi, ma molte persone non condividono, e io li rispetto, però non c'è più questa voglia di stare assieme, non per tutti, ecco, Insomma, io vedo una parte di persone che ha molto paura e non esce ancora di casa. Cioè, quindi la pandemia ha azzerato un po' anche i rapporti sociali. Sì. Ecco, Sindaco, la microeconomia, diciamo, i negozi, i bar, i ristoranti, che Colloredo Montalbano è famosa per molti locali e anche con una zona molto vocata per fare un po' anche le gite domenicali, se vogliamo dire, no? Come vanno? Beh, si può dire, nel momento della pandemia, quelli che hanno avuto la capacità e certi, soprattutto le pizzerie e anche certi ristoranti in certe occasioni, come a Pasqua, a Natale, che facevano asporto, hanno funzionato anche bene, molto bene. Sì. E sicuramente hanno seminato, perché adesso stanno raccogliendo in due fattori, quelli che continuano a voler avere la cosa a casa e quelli che per ringraziare vanno nel ristorante o nella trattoria. La gente vuole uscire, però con tutte le precauzioni dovute del caso, e vedo che c'è abbastanza movimento nelle varie trattorie e ristoranti. Naturalmente noi non abbiamo grandi supermercati, perché noi cerchiamo di mantenere, non tanto noi, perché noi non possiamo fare come municipio gli imprenditori, ma i nostri imprenditori cercano sempre di più di avere il negozio di chicca, per cui abbiamo il negozio dove vendono solo carne suina, il negozio dove vendono solo manzo, salsiccia, abbiamo il negozio di creme e anche di lumache, perché noi siamo anche la città della lumaca, Colloredo e Montalbano in associazione con Cherasco, abbiamo più negozi di chicca che sono tante volte molto più ricercati se non i grandi supermercati. Bene, quindi con questo invito praticamente del sindaco di Colloredo e Montalbano a visitare la cittadina collinare, proprio per scoprire queste chicche che ci ha detto proprio Luca Ovan, che ringrazio per la partecipazione, e naturalmente tanti auguri ai cittadini di Colloredo Montalbano, a lei e alla sua amministrazione, e noi ci vediamo la prossima volta con un altro sindaco. Questa trasmissione è stata offerta da Ristorante La Taverna.